consigliere Rodriguez, grazie consigliere Gradini. Sono d'accordo, che in questa sala l'orologio corre più veloce. Lei sintonizzi l'orologio, sono le 9:33, cominciamo a parlare alle 9:29. La mia domanda La sua domanda la trasformi in un'interrogazione e verrà data risposta. Consigliere Rodriguez. Ma quale teatrino della politica? In questi giorni a Portogruaro abbiamo assistito ad uno spettacolo squallido che nulla ha a che fare con la buona amministrazione. Al contrario, il sindaco e la sua giunta hanno dimostrato di non avere la minima idea su quello che vuol dire governare il comune. Mai prima d'ora si era assistito a palese degli assessori che sapevano che sarebbero tornati in giunta per due motivi. Il primo è la mancanza di sostituti nelle varie liste della maggioranza che nel 2010 hanno sostenuto il sindaco Bertoncello. Il secondo è l'ultima un'azione politica premeditata dove il mandato del nuovo assessore dei servizi sociali Costa e il killer del sindaco che da tempo aveva nel mirino l'ex assessore non saluto. Nessuno può fare ombra a Re Antonio della serie chi lo tocca, chi lo contraddice e fuori dai giochi. La crisi di giunta è servita soltanto a questo. Il sindaco non vuole teste pensanti ma solo fedelissimi da poter gestire. Vera a questo punto sono le parole dell'assessore Rio quando ha detto alla stampa: le mie erano delle dimissioni simbolica politicamente e anche la rappresentanza in giunta della componente femminile, dal momento che la quota rosa non conta nulla se non per fare la spalla al sindaco. Il sindaco sa benissimo che ha una maggioranza spaccata in più fazioni e ogni qualvolta deve prendere qualche decisione di peso deve passare attraverso tutte le anime della maggioranza che potrebbero staccare la spina da un momento all'altro. L'unica cosa però che manca è il coraggio. Questa maggioranza si è anche vista aprire le porte da una parte dell'opposizione ormai asservita al potere. Il gruppo del cambiamento che abbraccia la maggioranza e in particolare l'assessore Costa, che ha perfino il potere di stabilire chi sono o non sono le persone per bene, attraverso dei test ad hoc del capogruppo del PDL. La verità è che la sedia piace, è una sorta di doping del quale non si può fare a meno, soprattutto perché è stato presidente del Consiglio Comunale per 3 ore 3 anni fa. Purtroppo per lui vive dei ricordi del nero che non lo vedranno più protagonista. Oggi la politica chiede serietà, chiarezza e spazi nuovi non citate. Di tutto questo la maggioranza ha saputo fare l'unica cosa non richiesta dall'etica politica e riciclare assessori dimissionari facendo passare tutto ciò come un rinnovamento politico. E il tutto si è risolto in un flop e con un'unica comanda politica dall'ex assessore Monsanutto. La conseguente istituzione di un lavoro capace e sapiente portato avanti dal 2004 fino ad oggi. La vecchia regola dei comunisti resta sempre valida: l'avversario non va combattuto ma va distrutto, e il sindaco ha centrato l'unico obiettivo che veramente gli interessava. Non posso augurare un lavoro all'unico vero nuovo assessore della cultura, alla cultura Rent, perché nulla deciderà, nulla potrà fare, vista la scarsità dei finanziamenti e l'isolamento totale con gli enti sovracomunali che ha creato in questi anni il sindaco Bertoncello. Non ci resta che annoverare i Carlini, il gruppo del cambiamento in stile Bertoncello Doc, è una città che sta lentamente degenerando e della quale rimane a questo punto un lontanissimo ricordo. Buona fortuna al collega Molasco che subentra al consigliere del promosso assessore Bellotto, il quale in questo scorcio di legislatura che resta dovrà solo alzare la mano e approvare tutto il controllo di tutto di quello che farà il sindaco Bertoncello. Noi di Portogruaro più faremo una posizione dura ad una giunta e una maggioranza che da tempo ha perso la propria dignità politica, di cui gli assessori Trigo e Costa ne sono la rappresentazione vivente, non in senso natalizio ma politico. Grazie. Consigliere Rodriguez è stato bravo, ha già consumato i suoi 3 minuti, in velocità direi qualche secondo in più. Guardi, è stata una delle poche volte nella mia vita purtroppo che mi ha costretto a correre, nel senso che 3 minuti non sono sufficienti per poter parlare, che 5 minuti sarebbero stati un tempo più adeguato. Vorrei soltanto chiamare il segretario e il mestre comunale. Io ho importanti problemi di deambulazione perché volevo consegnare, visto che siamo a Natale, un omaggio
un fuori programma, è un fuori programma. Vabbè, visto che siamo in clima natalizio, la sorpresa ci incuriosisce, per cui vediamo quello che succede, se cortesemente qualcuno spegne il microfono.